momento unico per riunire un po' tutta la famiglia, anche quelli che sono fuori. Per noi è un momento di riunione collettiva perché molti emigrati tornano qui a Mistretta per partecipare proprio alla festa. Di solito proprio coincidono le ferie con la data di uscita della processione. In famiglia sicuramente, perché è il momento di ritrovo per tutta la famiglia, siamo tutti sparsi per l'Italia, quindi oggi è una bella giornata. È una festa molto importante per noi mistrettesi perché ci trasmette delle emozioni che non possiamo spiegare, e quelle 2 volte all'anno, per il 20 gennaio e il 18 agosto, per noi sono 2 date sacre. Allora, io come presidente della Proloco Mistretta sono emozionato quando vedo Mistretta così piena di turisti, di persone di fuori, e poi la comunità è un giorno speciale per noi. San Sebastiano era un centurione romano che fu perseguito dai bersaglieri. Per noi San Sebastiano è il tutto. Solamente che Sebastiano a noi ci chiama. È un'emozione unica, indescrivibile. Per noi mistrettesi la festa di San Sebastiano è, come posso dire, non una festa, è di più, perché noi siamo molto devoti sia per San Sebastiano e sia per la Madonna dei Miracoli, che per noi sono delle processioni bellissime. L'emozione ci chiama. Hanno sembra più forte l'emozione, perché si vive sempre meglio. Uscirà da qua, farà una parte del centro storico vecchio, poi farà la classica girata di San Vincenzo, tornerà qui sulla piazza principale, poi farà il percorso via Anna Salomone e via Libertà e ritornerà in chiesa. A Speranza, raccomandandoci sempre a San Sebastiano per le nostre sofferenze. Da mistrettese per noi è un giorno molto molto importante, la viviamo con molta emozione e non vediamo l'ora di rivederlo tra di noi. La festa di San Sebastiano, la festa del patrono per Mistretta, è un giorno non di feste solo, di tributi. La partecipazione dei cittadini, non solo mistrettesi, ma di tutto l'Inter, è sentita, commossa e orgogliosa. Sì, le autorità civili devono sempre prendere onore e prendere ispirazione dalle celebrazioni in onore dei santi patroni. Farlo in quelle degli altri paesi diventa un elemento di unità. Il comprensorio presente qui a Mistretta, anche il comune di San Marco d'Arunzio. San Marco d'Arunzio è sempre presente dove e comunque. Grazie sindaco. In cui tutta la comunità si raccoglie, non solo dei residenti ma anche di coloro che stanno lontani. Questo momento ancora di tutti gli mistrettesi è qua, deve essere vissuto con fede e con devozione. Chi era San Sebastiano? San Sebastiano era un laico prima di tutto, non era un prete, che si è innamorato di Gesù e che alla carriera militare ha preferito Gesù. Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, e quando si obbedisce a Dio a volte si rischia anche la pelle, come ha fatto San Sebastiano, come nel nostro tempo anche Padre Puglisi e tutti coloro che vogliono restare fedeli al Vangelo. Adesso la reliquia e la vara faranno il giro del centro storico? Certo. E poi ritorneranno? Ritorneranno per incontrarsi con Gesù Eucaristia, perché si cammina, si corre, ma il termine della corsa è Gesù, è Lui che bisogna raggiungere. Tutti i presenti che hanno vissuto un momento del genere, come rientrano nelle proprie dimore, con quale stato d'animo? Ma è chiaro che c'è tutta una carica emotiva e anche di fede, di religione che si cerca di vivere. Grazie.
Thank you.